E come vi ho promesso nel video precedente, ho montato le nuove Schwalbe radiali Magic Mary davanti, carcassa trail, e Albert Gravity dietro, carcassa Gravity bella strong. Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Siamo finalmente a Gemona con una settimana di ritardo e come vi ho promesso nel video precedente ho montato le nuove Schwalbe radiali Magic Mary davanti, carcassa trail, e Albert Gravity dietro, carcassa Gravity bella strong. Un po' di bestemmie a montarle, ma meno del solito, diciamo. Adesso aspettiamo Denis e Brando, che non siamo pronti, andiamo a fare il primo test su panchine. Poi dovrebbe arrivare un altro ragazzo, Luca, che è un local, e ci fa fare un giretto lui sui trail appena rimessi a nuovo qua di Gemona. Andiamo! Arrivato all'inizio di panchine, prima salita non mi è sembrata male come scorrevolezza, le gomme, ero gonfiato a 2,5 per aiutare il discorso. Comunque adesso in discesa, dietro 1,7, davanti 1,6, questo dovrebbe permettermi di andare un po' più gonfio rispetto al solito. Di solito sono 1,4, 1,6, oggi proviamo 1,6 davanti, 1,7 dietro. Dietro ho comunque la carcassa Gravity da 1,3 kg passa, mai messo gomme così pesanti, quindi dovrebbe tenere. Primo test, vediamo come va. Altra novità, sono arrivati i cartelli in quel di Gemona che indicano la partenza dei trail, la difficoltà, la lunghezza e il dislivello. Top. Bene, panchine hanno sistemato un pelino, vediamo com'è. Devo rallentare il ritorno davanti, mi sa. Pensavo di doverlo velocizzare e invece hanno decisamente sistemato gli scalini e questi due drop. Devo decisamente rallentare il ritorno con queste gomme. Le sento morbide ma molto più reattive. Ho pulito tutti gli atterraggi, bene. Bene bene. Molto più reattive. Però sento la morbidità, cioè è una roba strana perché sento morbido però sento che mi scalza di più. Io metto sempre davanti che non ce n'è bene, sono un po'... Hai fatto un salto? Hai fatto un salto, Brando? Che senso? Hai saltato? No. Bene, bello. Come dicevo prima, sensazione sulle gomme morbide ma comunque un po' troppo rimbalzanti. Adesso proviamo a rallentare un po' il ritorno e dopo vediamo se sgonfiarle un pelo a questo punto. L'aria ha già fatto i suoi danni. Adesso vediamo di non ammassarci qua sul ghiaccio e andiamo a farci un... cosa facciamo quindi? Enduro Classic. Un bel Enduro Classic che su Triforce dovrebbe essere Maiga, la parte bassa di Maiga. Siete? Proviamo a seguire i local. Salto! Che pulizia! È diventato flow qua! Attenzione!
Che grattata! Occhio qua il pezzo stronzo! Oh, è asciutto! Bello, bello! Oppa! Ah, di qua vai? Così dice chi fa i trail. Ehi, noi non abbiamo mai fatto sto giro qua. Figo anche sto pezzo comunque. Bello sto pezzo, cazzo. Ah, tutto a sinistra. Noi andiamo giù di là di solito. Quello dritto? Sì. Qualcosa? Non è quello che lui è caduto, questo qua è da sistemare che è distrutto. Non posso cambiare. Dopo devo capirlo con il butta su. Questo non l'ho mai fatto. Proviamo cose nuove. Qui ci sono dei gradoni, falla correre. Che se li copri. Muoio. Ah, bene a sapersi. Vai davanti, Dennis. Tu sei più free su queste cose. Io ogni tanto mi pianto. Sentieri nuovi mai fatti. Scale, ripido. Ripido con droppettini. Vabbè. Bello. Ah, qua si arriva. Top. Bella, bella. Visto che si spuntava fuori qua, cazzo. Bel lavoro. Non ho capito. Bello. Se era bucato o se era il suo mostro rumore che faceva. No, la roba dentro qua io. Bel lavoro, La cazzo. roba dentro il canotto. No, sentivo. Vento non c'è. Vai, vai. Seguiamo Dennis questa volta che segue il locals.
rischiosissima questa cosa. Vai, vai Brando, tiene. Ho sbagliato linea. Scusa Brando. Sono piantato come un cretino. Andiamo qua. Bene. Bello qua. Stare attenti alle rocce, ma è una figata. Senti che bene che lavora la bici. Allora, qua l'ultima volta ho rischiato la vita. Oggi tranquillo. Ho pulito così, è una bomba. Mi sono piantato là del passaggio come un coglione. No, no, mi sono fermato, ho sbagliato linea. Sono tornato indietro e l'ho rifatto. Ah no, c'è. Il percorso così è una bomba, veramente. Vediamo se mi ricordo com'è. Boh. Proviamo. L'altra volta non era malissimo. Gemona, beh. Ecco, Dennis senza nessuno davanti, non gli sto dietro. Allora, qua alto, perché qua alto, se no pieghiamo di nuovo il cambio. Mi sono fermato a aspettare al bivio. Aspettato? Sì, ha messo... no. Boh, classico Gemona, non mi sembra messo così mai. Oh, non è che mi... Sono 2 o 3 passaggi veramente fighi. Ho fatto 3 volte in vita mia, ho fatto 2 volte, dopo ho fatto a piedi. Finalmente è uscito il sole. Merry Christmas. Finalmente una bella giornata in bici oggi, cazzo. Con le gomme devo dire mi sto trovando decisamente bene. Dopo facciamo fine giro un riassuntino. Adesso altra salitina, se un altro panchina e poi vediamo se stop o farne ancora una.
atterrando un po' sul sasso. Bella. Visto che sono più facili le mie linee. No, c'era quel taglio là che non ho mai fatto. Quale? È quello dopo l'incrocio, dopo il passaggio sulla strada, che è tagliato tutto a destra. Ok. So che dopo... Dove passi sulla riccia e dopo vai giù dritto e fai la S. Sì, dopo devo buttarmi più Oggi non mi sento a mio agio. più dentro. Poi con quel click adesso un'altra cosa. Però col vento hai meno fiducia nel correre. No. Che guarda, io sentivo la bici rimbalzare. Io stamattina, ma dopo che ho sistemato un po' il rebound, meglio. Comunque, secondo me potete lasciare andare tanto. Secret Trails qua. Questa non l'ho mai fatta. Sono sopravvissuto. E cemento. Come mangi, quando fai corsi ti dice di farlo solo quello davanti. Non l'ho mai vista. Comunque, sono abbastanza sorpreso dalla scorrevolezza delle gomme. Quasi 1400 di dislivello. L'ultima salita l'ho fatta senza gonfiarle, quindi a 1,6. E devo dire che scorre abbastanza. Ero abbastanza preoccupato perché essendo radiale dovrebbe fare più contatto a terra, ma a quanto pare sarà anche il disegno della gomma che è più scorrevole, ma scorre e si sale. Adesso ci facciamo ancora un panchine e un po' birretta. Proviamo a stare dietro Dennis, ma come al solito mi sa che non mi riesce. Incredibilmente siamo lì. Gambe stanche. Aia, questa è una bella sassata. Rischiato la vita qua, a caso. Eccoci giunti, fine del giro. Come dicevo prima, quasi 1400 di dislivello fatti. Non male, visto che sono anche abbastanza fuori forma. Prime impressioni delle gomme, posso dire positive. Primo giro sentita molto rimbalzosa davanti, rallentando un pelo il ritorno alla forcella risolto, un click e ho risolto. Ho usato tutto il giorno 1,6 davanti e 1,6 dietro. Quella davanti grip perfetto, quella dietro l'ho sentita molto scorrevole e riesco in curva anche a spostarla
quando mi serve. Tanta roba. Vediamo quanto durano. Queste sono costate 60 euro, spero abbastanza. E vediamo, rifaremo un video magari più avanti per una recensione a lungo termine. Ci vediamo alla prossima, ciao. Cin. Vado in portiere.